tratta del counseling. È un libro, in realtà è un piccolo saggio, un manuale divulgativo, che ha il pregio però, a differenza degli altri saggi che di solito sono incomprensibili, di essere invece molto divulgativo nel vero senso della parola, nel senso che spiega, è proprio una spiegazione, cioè se uno ha dei dubbi e inizialmente non conoscendo la materia, ovvero quando si è avvicinato o ha avuto un sentore da qualcuno, nel libro può trovare la risposta a delle domande che ovviamente uno si può porre. E poi l'altra cosa importante è la divisione in tematiche, che poi dopo voi vedrete, e che aiuta indubbiamente una maggiore comprensione. La spiegazione dettagliata dei termini, perché certe volte lo stesso counseling e counselor, che è diciamo l'attore principale, ovviamente uno dice che vuol dire, e quindi è spiegato in maniera molto precisa. E poi soprattutto gli esempi, ecco, perché quando in un saggio non ci sono gli esempi che sono legati alla vita quotidiana, uno ha un discorso teorico, generico, però poi dice vabbè io o la mia vita o le persone che conosco, perfetto. Allora, le autrici che sono qui accanto a me sono, come si dice, del mestiere. Allora, uno, la Mendico, è una psicologa e sociologa, e l'altra, la Ramaglia, è invece laureata in scienze dell'educazione e della formazione economia aziendale. Quindi sono delle persone che dopo aver avuto questi studi diciamo più tradizionali si sono avvicinati invece a questa cosa, tra virgolette, che adesso, che è il counseling, che adesso ci spiegheranno. Ecco, volevo chiedervi, prima di scendere ovviamente poi nel dettaglio, ecco, a chi è diretto il libro, cioè quali sono i potenziali lettori, chi è che si può avvicinare in libreria e essere attratto dal titolo, oppure c'è la persona specifica che va e dice mi dà un libro sul counseling? Sì, il testo nasce come testo accademico, universitario, infatti per esempio è stato già adottato nel Tor Vergata, scienze infermieristiche, scienze umane e psicopedagogiche, però tratta tematiche quali famiglia, società, comunicazione, educazione, e quindi è rivolto a chiunque si interessi o sia interessato a tematiche relative alla comunicazione, all'ascolto, alla relazione, anche alla psicologia, alla vita. Certo. Quindi può essere sì, qualsiasi professionista, in realtà non esiste una professione in cui non sia indispensabile saper comunicare in maniera efficace, per cui possono essere insegnanti, educatori, professionisti sanitari, ma anche genitori, qualsiasi ecco, persona si sia interessata a queste tematiche. Un commerciante, una persona che vende stoffe, marketing, marketing, però i i venditori a maggior ragione fanno i corsi proprio perché devono avere questa interazione. In realtà il counseling è come se fosse un percorso di attivazione delle risorse che poi ognuno ha dentro di sé. Quindi le risorse che abbiamo dentro possono esserci utili se abbiamo un problema magari nella coppia o anche in ambito lavorativo, anche a scuola. Quindi diciamo che poi il counseling è stato applicato un po' a tutti gli ambiti della vita, quindi c'è il counseling scolastico, il counseling familiare, il counseling anche per esempio applicato a persone che magari hanno patologie come anche l'HIV, esiste un counseling anche per loro, cioè tutte persone che magari stanno attraversando anche dei momenti di crisi e che hanno bisogno semplicemente magari di riattivare delle risorse che poi avevano nascoste. In realtà quindi il counseling si rivolge sia a singole persone, sia anche a gruppi, anche c'è il counseling aziendale che si rivolge poi anche proprio a una squadra di lavoro, che è comunque importante, sì, proprio anche un team di lavoro, oppure il counseling scolastico all'interno della scuola, oppure il counseling anche all'interno degli ospedali, nei quindi il rapporto anche, dicevi, la scuola tra insegnanti e alunni, per esempio? Allora, il counseling scolastico diciamo che è molto interessante, diciamo che servirebbe un counselor in ogni scuola, e parlavo anche prima con alcuni insegnanti, perché il counselor nella scuola è importante non solo per il rapporto che può avere diciamo anche l'insegnante con l'alunno, perché anche lo stesso insegnante può avere dei problemi magari con una scuola, una classe particolare, ma è importante anche poi se proprio c'è un alunno magari particolare che sta attraversando una fase delicata della propria vita e ha bisogno magari di un ascolto, o anche magari se c'è un rapporto particolare con i genitori. Quindi diciamo che ci sono tre punti che possono essere interessati sia i genitori, sia gli insegnanti, sia poi gli stessi alunni. Quindi c'è una facilitazione della comunicazione